Noi dobbiamo assolutamente fare quadrato attorno al comune di Farra di Soligo, al sindaco Nardi, alla sua amministrazione, a tutti i cittadini di Farra di Soligo. È stranissimo quello che sta accadendo, è inaccettabile, proprio per questo io ho deciso di andare a protestare assieme a loro. Ci sarà anche il presidente della regione Luca Zaia all'assemblea pubblica convocata dal sindaco di Farra di Soligo, il comune sotto pignoramento. La mobilitazione oramai è generale, dal Veneto arriva fino a Roma. L'assessore ai lavori pubblici Mattia Perencini è proprio nella capitale, dove assieme al senatore Franco Conte è stato ricevuto dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Nei giorni scorsi si era mossa anche l'onorevole Simonetta Rubinato, che ha segnalato il caso di Farra di Soligo direttamente all'attenzione della Presidenza del Consiglio, oltre che del Ministero dell'Economia e della Finanza e del Ministero dell'Interno. Più in generale, un appello a intervenire era stato lanciato a tutti i parlamentari veneti dal consigliere regionale Alberto Villanova. Oggi noi dobbiamo arrivare ai risultati, qui c'è un comune che può tranquillamente farsi mettere i sigilli sulle porte e faranno l'asta dell'edificio comunale, non lo so, delle macchine dei vigili, della scuola, cosa facciamo? Chiudiamo le scuole, chiudiamo tutto, cioè non sta in piedi sta roba. E in un momento come questo, davanti a un problema come questo, ci vuole un po' di buonsenso. Il buonsenso non vuol dire chiudi tutto. Oltretutto la situazione appare precipitare ulteriormente perché oltre a quello legato all'area di Col San Martino, a giorni arriverà il pignoramento per i terreni espropriati a Soligo, oltre 11 milioni di euro, una situazione critica. Penso che andrà scritto nei libri di storia che un comune viene portato al fallimento per una pratica legale, di fatto un contenzioso che si trascina penso da una ventina d'anni. Peraltro è un intervento che non è che ha arricchito il sindaco della situazione o qualcuno, cioè semplicemente per creare sviluppo e opportunità. E è imbarazzante. È vero che le sentenze non si commentano, si accettano, però è altrettanto vero che è legittimo che si possa anche dire che un comune non si può ridurre in questa maniera.